Partirà prossimamente il progetto per la ristrutturazione della sede storica dell'Istituto Selvatico. L'edificio, collocato in largo Meneghetti, ex macello comunale realizzato dallo Iapelli, ha bisogno di 4 milioni e mezzo per la ristrutturazione e l'adeguamento. Un 50% verrà finanziato dalla Fondazione Cariparo tramite Art Bonus, una parte li metterà a disposizione la provincia, mentre si attende di capire quanto metterà il comune di Padova, proprietario dell'immobile. Nel frattempo la provincia ha finanziato interamente per 530.000 euro le opere di ristrutturazione della succursale del Selvatico di via Belzoni, anch'essa necessitante di opere di restauro e di adeguamento alle norme di sicurezza. Svish Marciane News, Padova.